dice che tu sei mitica, la mitica Sebastiana. Vogliamo capire perché mitica. Allora, mitica. Dai che Teresa si è svegliata. Vai Teresa. Lo dico io perché non è tutto oro quel che luccica, comunque vabbè, accettiamo. perché per lei tu sei una vera mamma. perché di fatto io nelle sue parole, nel suo amore, ho trovato proprio questa seconda mamma, che è proprio quella che mi mancava. E perciò sono tanti anni Soprattutto trasmettendole la fede, perché prima non Era un po' l'acqua di frequentava, rose. sì, e non la sentiva questa fede. Poi piano piano ha capito il valore Sì. dell'aiuto di Dio, perché ci dà forza, ci dà la speranza di andare avanti nonostante tutto. Lei ti ha E lei insegnato a l'ha credere, sentito Teresa. Sì. Quando non Infatti. c'era lavoro, dopo che ho conosciuto Sebastiani, il lavoro è cominciato ad arrivare. Sì, Infatti, perché sì. poi è lei che mi ha aiutato in E tante cose. raccontatemi. Dunque, prima veniva a casa mia, mi dava una mano. Ancora adesso sei... Poi ha preso a casa sua una mia cognata molto anziana che era caduta, si era fratturata il femore, allora l'ha tenuta un anno e a casa. mezzo. Sì. Mi ero portata lavoro a casa. E quindi il lavoro lo svolgeva a casa sua. Ha aiutato veramente Teresa. Ti abbiamo visto in questo filmato, sei una donna che ha tanta energia. Eppure a un certo punto però, 4 anni fa, questa energia, qualcosa È venuta meno. è venuta meno. Un po' di energia è venuta meno. Perché? Cosa ti è successo? Purtroppo ho avuto una brutta sorpresa, perché da un esame del sangue, perché pensavo a una leucemia eccetera, invece questo problema è stato superato benissimo e invece mi hanno riscontrato 2 tumori al seno con le metastasi ai polmoni e alle costole. Quindi le lascio immaginare il mio dramma sul momento. Poi cosa Poi i miei figli, poverini disperati, mi hanno accompagnato a Milano, dove hanno fatto diciamo, esami più approfonditi, la famosa PET che allora in Sardegna non c'era, e da lì è il risultato proprio che non ero operabile, perché mi avrebbe dovuto operare il professor Veronesi. E invece Non poi era con possibile. molta tristezza mi ha detto che per il momento non c'era niente da fare, mi ha incoraggiato, però è stato un esito terribile. E chi ti ha dato la forza? Mi sono messa nelle mani di Dio, ogni mattina come mi svegliavo dicevo: Signore, ti ringrazio che mi hai conservato in questa notte, adesso mi metto nelle tue mani, quello che fai tu per me va bene. E così è stato. E a E distanza di 4 ancora anni polmoni, niente, soltanto con delle pastiglie che continuo a prendere, però io ho pregato molto, come ho sempre pregato, però mi si è presentata questa figura di un frate che è morto martire in Cina, decapitato, missionario, era un missionario, che io, siccome è un parente di una mia amica, mi ha fatto leggere un libro, mi ha portato delle fotografie e dalla vita ho capito che era un grand'uomo, che era un uomo veramente santo anche in vita, perché lui aveva la vocazione, però in famiglia l'hanno costretto a laurearsi prima, si è laureato in leggi, ha fatto l'esame di Stato, quindi era pronto per la professione. Invece subito dopo al padre ha detto: io adesso abbraccio la strada che ho sempre sognato, è diventato frate. E quindi... Tu più di una volta hai pregato lui? Sì, io ho pregato lui perché era una figura che mi piaceva molto. Diciamo un sacerdote, perché era sacerdote, che non era un uomo, lo vedevo forte come uomo Forte come virile. te, Sebastiana, perché tu sei una donna forte, sei una donna che ha superato tanti problemi, una donna che non si è persa d'animo.